Ben ritrovati ad una nuova edizione del TG Flash di New Sicilia. Il giudice per le indagini preliminari Maria Cristina Sala ha accolto la richiesta di patteggiamento presentata dall'ex consigliere comunale Giulio Cusumano e del cantante Alessio Scarlata. Previsti 2 anni di reclusione per Cusumano e 1 anno e 2 mesi per Scarlata, entrambi con la sospensione condizionale della pena. L'ex consigliere e il cantante erano indagati per truffa ai danni dello Stato e falso in atto pubblico per una vicenda relativa alla gestione dei finanziamenti per gli spettacoli e per gli eventi culturali per Palermo Città della Cultura 2018. Una macchina parcheggiata è stata distrutta da un muro che è crollato a Palermo nella zona di Largo Siviglia vicino al mercatino delle Pulci. Grossi mattoni e pezzi di legno sono caduti sul parabrezza del veicolo a causa dell'acqua e del vento. Sono diversi i danni che il maltempo in questi giorni ha causato, come nel caso del palo della luce caduto nella zona del quartiere Noce, che ha danneggiato un'auto, una Toyota Yaris parcheggiata e al cui interno fortunatamente non vi era nessuno. E ci spostiamo a Catania, dove ieri si è riunito in prefettura il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica per effettuare una giornata di esamina congiunta delle problematiche che interessano il centro storico di Catania, con particolare riferimento ai luoghi della cosiddetta Movida. Fissata una ordinanza con cui è stato fissato alle 2 l'orario di chiusura degli esercizi commerciali, in alcuni giorni via San Giuliano diventerà area pedonale nel tratto ricompreso fra via Manzoni e via Ventimiglia. Rimaniamo nella provincia etnea. La procura, nell'ambito delle indagini a carico di un 57enne di Santa Maria di Licodia, indagato per il reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, ha richiesto e ottenuto nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari. L'uomo è ritenuto responsabile di continui episodi di violenza fisica e psicologica nei confronti della moglie di 55 anni e della figlia di 31 anni. Il 57enne avrebbe inoltre invano più volte cercato di convincere la coniuge a prostituirsi per consentirgli in tal modo di raccimolare somme di denaro a lui stesso necessarie per soddisfare la sua dipendenza etilica. È tutto per questa edizione, il TG Flash ritorna alle 20. A più tardi. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.